Amici che ci state seguendo attraverso il nostro sito, qua sono con Mattia a Berlino. Questo posto si chiama Sony Center e Mattia ce lo spiegherà un pochino, perché non abbiamo molto tempo. Questo center si chiama Sony Center, Sony fondato nel 1946, la loro filosofia è Think Global, Act Local, pensate per il globo, agite per il posto. Questo vuol dire praticamente che di questi tutti i lavoratori, i manager della Sony, 3% sono giapponesi, gli altri invece sono tutti tedeschi. Comunque allora così la Sony negli anni 90 hanno potuto fare un contratto speciale con Berlino in maniera tale che hanno potuto pagare molto di meno per questo territorio, perché avevano permesso di dare lavoro ai berlinesi, a tutti quelli impiegati, allora così hanno potuto acquistare a buon prezzo questo terreno e l'hanno scelto da sede principale d'Europa. Vediamo allora tutto intorno sotto il Fujiyama. Questo praticamente possiamo interpretare da Fujiyama, monte più alto del Giappone, dove sotto hanno messo in scena non solo gli uffici della Sony, che sono di là dove c'è la pubblicità PlayStation, no, anche dopo l'albero natale c'è zona di abitazione, per esempio. Allora a volte la gente salutaci qua sotto anche un po' per riunire, perché anche loro ovviamente vogliono vivere in pace, ma lo stesso salutano perché ci abitano. C'è un mega schermo, c'è di tutto, allora è un posto molto spettacolare qua per i turisti che arrivano qua, anche se i berlinesi non ci vanno sempre perché loro preferiscono di vivere nei loro quartieri, ma comunque la vita moderna si vede qua a Berlino sotto il tetto Fujiyama. Allora Grazie. qua da Berlino Mattia saluta, vuoi fare anche gli auguri a tutti? Auguri a tutti, fate buon viaggio, tutti amici e forse ci vediamo tra un poco a Berlino. Ok, auguri a tutti, ciao da Luca Veneziano e da Mattia a Berlino.